E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali. E intanto stiamo a parlare insomma di questo problema dei comuni di confine, dei comuni che naturalmente si sentono il confronto diretto con il fatto di con la presenza, con la vicinanza di una regione autonoma, con due sindaci che sono sindaci di comuni comunque di confine. Parliamo della scelta di andarsene dal Veneto, di andare verso un'altra regione. Come giudicarla? Prego, Sindaco Anastasia. Beh, io distinguerei due piani. Uno è quello dei cittadini. I cittadini, io ritengo che abbiano ampiamente ragione a chiedere di andare in Friuli per il modo con cui i cittadini lo intendono. Cioè, in Friuli ci sono più fondi, ci sono condizioni di privilegio e quindi i cittadini concorrono, auspicano insomma di poter, cittadini veneti, di poter avere anche loro questo tipo di situazioni di vantaggi economici. Allora, questa è una questione dei cittadini che io penso comprensibile. Le istituzioni invece non possono oggi mantenere stesso livello di dibattito, perché oggi il problema vero è che i privilegi del Friuli devono sparire o essere resi identici a quelli del Veneto. Ma allora perché un questo Veneto è il problema. autonomo potrebbe essere una beh, certo, allora io da questo punto di vista ritengo che i signori del Friuli Venezia Giulia, gli amministratori, i politici del Friuli Venezia Giulia che stanno facendo diciamo una certa attività per convincere i comuni del Veneto orientale ad andare in Friuli, possono benissimo farlo, con una premessa però, che loro stessi, in nome della riforma dello Stato italiano e del rientro del debito pubblico, devono dire che chiedono per il Veneto le stesse condizioni per il Friuli Venezia Giulia. Allora così sarebbe corretta la posizione degli amministratori, se vogliamo essere amministratori pubblici dell'Italia del 2012 nella situazione che ci troviamo subito a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sindaco di Monte di Livenza, che tra l'altro è esponente della Lega Nord. Allora questa fuga è anche diciamo dovuta al fatto che il federalismo non è decollato, non abbiamo qualcosa insomma come una regione autonoma per quanto riguarda il Veneto, e chiaramente quelle che già autonome lo sono attraggono. Concordo col collega Sindaco, ci sono due piani, il piano di diritto all'autodeterminazione dei cittadini e il piano istituzionale. Le regioni a statuto ordinario pagano sia il riparto storico sia i tagli che stiamo subendo adesso e continuiamo a pagare perché siamo penalizzati, non è equa la distribuzione delle risorse pro capite al cittadino nei nostri comuni di regioni a statuto ordinario. Questa è un'ingiustizia perché se la Costituzione prevedeva a suo tempo, quando è nata, questa differenziazione tra aree di confine e regioni a statuto speciale con grande autonomia come la Sicilia, la Val d'Aosta, la Sardegna e quant'altro, oggi i cittadini italiani sono tutti uguali. Se i cittadini italiani sono tutti uguali, anche i veneti hanno diritto di cittadinanza. Dire, sarebbe... e quindi la mancata riforma federalista chiaramente ci sta penalizzando, come ci ha penalizzato prima la mancata rivisitazione dei trasferimenti storici, cosa che adesso col patto di stabilità e anche la riduzione di spesa che adesso ci arriverà ci penalizza ancora di più. Quindi questa situazione è insostenibile sia per i cittadini, sia per le imprese, sia per gli enti locali come i nostri, che sono formiche, sono virtuosi, hanno sempre generato bilanci positivi con avanzi di bilancio che non possiamo più utilizzare, e rischiamo nei prossimi mesi di non dare più il stesso livello di servizi perché ci mancheranno i fondi per chiudere i bilanci o aprire i nuovi bilanci del prossimo anno. Se domani si votasse a Monte di Livenza per andare in provincia di Pordenone, se fosse possibile, lei come voterebbe? Ma la nostra identità di veneti la vogliamo rivendicare sul nostro territorio, e quindi io credo che voglio dire, questo non è che fuggendo tutti da una parte o dall'altra risolviamo il problema. Siamo in una comunità europea, se vogliamo costruirla questa Europa, l'Europa dei popoli, e il popolo veneto sta nello statuto della regione Veneto, si autodetermina, e quindi dobbiamo aver riconosciuto questo diritto che ancora non ci è riconosciuto. Bene, io ringrazio i nostri primi due ospiti e chiedo se è possibile introdurne un altro, Alessio Geremia, che è consigliere comunale di Teglio Veneto, consigliere comunale appunto della Lega Nord. Anche a lui chiederò naturalmente a proposito del problema dei comuni di confine che insomma si trovano a soffrire certamente per questa differenza, e quindi naturalmente il passaggio nel Friuli Venezia Giulia può essere un'opportunità anche a Taglio Veneto.
Beh, assolutamente, se domani mattina potessimo andare in Friuli con gli stessi standard e agevolazioni che hanno i cittadini friulani, Allora, dico perché perché non fate no. un referendum? L'avete fatto? L'abbiamo fatto a Telio Però Veneto. non c'era il quorum. Non hanno raggiunto il quorum, nonostante la maggioranza dei votanti ha detto sì, andiamo in Friuli. Secondo me adesso potrebbe nascere l'idea, visto che c'è anche il Comitato Pro Friuli a Telio Veneto, di un altro referendum. Potrebbe nascere, questa però è una mia supposizione, che potrebbe esserci la possibilità che venga fatto un altro referendum. Lei ci crede al fatto che poi, insomma, si è detto ovviamente sarebbe giusto avere il Veneto autonomo, il federalismo e altro, però visto che da 20 anni si sta parlando di questo e poi non si realizza, lei ci crede da leghista che si arriverà oppure che tutto sommato è meglio andare prima in una regione autonoma e mettersi al sicuro? Un po' più al sicuro, ecco. Credo che sia più facile, come ha detto il collega, il sindaco di Motta di Livenza, l'autodeterminazione dei popoli. Credo che sia più facile a un certo punto che il popolo, quindi anche il popolo di Telio Veneto, si svegli, si arrabbi e decida che assieme a tutti quanti i veneti siano veneti e diventi popolo, quindi anche una regione a statuto speciale, allo stesso tempo anche il Veneto. Certo, però se questo non Come è diceva il possibile, federalismo. se questo non è possibile, il fatto di passare può essere una soluzione, un salvagente. Aspetto di vedere se Cinto riuscirà ad andare in Friuli e dopo magari vediamo. E dopo ne parliamo. Bene, io ringrazio anche Alessio Geremia, come ricordo, consigliere comunale di Telio Veneto, ed ora passiamo